Gli studenti del Polo Didattico Arentra protagonisti di un incontro particolare grazie ad una partnership con il Centro Metabolè guidato da Angela Bruno ed in tandem con l'associazione L'Altro Capo del Filo con in testa Rossana Parisi e su iniziativa dell'Osservatorio Nazionale della Salute della Donna Bollino Rosa, di cui è referente Mariella Di Grigoli, hanno incontrato e dialogato con professionisti del benessere. Al centro del dibattito l'alimentazione e la nutrizione, un appuntamento fortemente voluto dal preside del Polo Nancy Arena. Vediamo. Agli istituti didattici Arentra non solo didattica pura, non solo attività scolastica, ma anche formazione degli alunni, formazione riguardo al loro benessere. Oggi si parla di salute. Ancora un convegno dedicato ai ragazzi, al loro benessere, alla loro salute e abbiamo sempre uno spazio dedicato a loro, perché per noi anche questa è scuola, essenziale per il loro benessere non solo psicologico ma anche fisico. A collaborarci e a darci una mano d'aiuto a incontrare questi ragazzi in un dibattito molto interessante è la dottoressa Mariella Di Grigoli, referente del Bollino Rosa dell'ASP di Agrigento, e la dottoressa Angela Bruno, che ringrazio sentitamente insieme a tutti i ragazzi. Lei rappresenta il Centro Metabolè di Agrigento e in questa occasione la tematica verrà affrontata con una metodologia particolare. Sì, la metodologia è una metodologia del dialogo aperto, delle pratiche dialogiche, quindi noi più che fare una conferenza, una relazione diciamo dal pulpito, perché non avrebbe veramente senso, ci vuole proprio l'incontro con i giovani, faremo proprio un cerchio, o meglio un doppio cerchio, in cui diciamo discuteremo, amplieremo la tematica del benessere, che è la tematica che oggi è di maggiore rilievo nel nostro tempo, proprio perché a volte notiamo come manchi questo nei nostri ragazzi, no? Come i nostri ragazzi esprimano disagio, malessere, e questo deve essere ascoltato da noi adulti, da noi educatori, quindi questa emergenza deve essere assolutamente raccolta. Non dimentichiamo che il benessere si costruisce nel tempo, quindi ci vuole anche un richiamo affinché le famiglie dedichino ascolto, i genitori stiano vicino ai figli per costruire insieme quello che poi è il loro futuro. Non dobbiamo abbandonarli su questa società che è diventata una società dell'immagine, quindi non dobbiamo abbandonarli solo ai social, non dobbiamo abbandonarli a una relazionalità che a volte è solo una pseudo relazionalità.